Colombiana di nascita, veneta di cuor. Ciao a tutti, o mejor dicho, hola a todos. Sono Patricia Castañeda, nata in Colombia e residente in Veneto dal 2007, dove mi sono trasferita con tutte le carte in regola, perché dal mio punto di vista non è concepibile che una persona cominci una nuova vita in un altro paese se non rispettando le sue leggi. Mi sono subito riconosciuta nella società veneta, nella sua filosofia, nei suoi valori e bisogna dirlo, i veneti sanno apprezzare chi si dà da fare. Ma mentre passava il tempo e vedevo l'operosità della gente attorno a me, mi scontravo con l'Italia e le sue inefficienze, gli sprechi, i paradossi giuridici, la generale impressione che a giovare della situazione fosse sempre il furbo, l'illegale, il clandestino. Vedo anziani che dopo aver lavorato una vita, nel migliore dei casi, vengono liquidati con pensioni che è indegno di finire tali. Vedo persone che hanno fatto sacrifici enormi per pagare mutui e prestiti, per comprare una casa, il furgone nuovo per l'attività e il negozio che hanno sempre sognato e si vedono tassare il frutto del loro lavoro in maniera inumana. Poi mi sono chiesta, ma dove vanno a finire questi fiumi di denaro? Vanno a finire lontani dal Veneto, scialacquati in mille rivoli per garantire i privilegi ad uno Stato, ad un sistema centralistico che già da tempo non ha più niente da offrire. Ho sentito subito affinità con l'ideale indipendentista, dapprima solo per quanto riguarda la parte economica, ma ben presto ho scoperto che c'era molto di più. La magnificenza della Serenissima Repubblica di Venezia, 1100 anni di lingua, cultura, tradizioni, l'amor di patria e man mano che mi informavo scoprivo tutte le nefandezze compiute dallo Stato italiano per nascondere, stravolgere, cancellare tutto quello che di grandioso risiede in questa terra. Sono sicura che questo popolo che sin dall'inizio mi ha accolta a braccia aperte, la sua terra, la sua gente, i suoi valori, meritino un posto di riguardo nel panorama mondiale. Voglio che il mondo sappia che la Costituzione degli Stati Uniti d'America ha preso spunto dal diritto della Serenissima Repubblica di Venezia, che la prima donna laureata al mondo proviene dalla Università di Padova. Voglio che si sappia che Marco Polo, Vivaldi, Canaletto, Palladio, Goldoni, Marcantonio Bragadin, per citare alcuni nomi, erano veneti. Sì, veneti. Sono convinta che l'indipendenza arriverà presto e che potrò, assieme a milioni di veneti, salutare la rinascita della Repubblica Veneta e che il suo millenario grido risuonerà ad ogni angolo, dal lago di Garda alle Dolomite, dalle montagne alla laguna. E allora, ruggite leoni, par terra, par mar, San Marco!